Sarelli. La via principale affollata dalle donne e dalle coppie che si recano alla messa e dalla fiera, mentre i giovani scorrazzano in bicicletta. Il rappresentante della società dell'acquedotto del Monferrato illustra le comodità derivanti dall'allacciamento alla nuova rete idrica. Poi c'è il venditore di ghiaccio, i contadini che vanno al mercato a vendere i prodotti. C'è una coppia che porta al mercato un maialino con cui il ricavato pagherà l'allaccio all'acquedotto del Monferrato. Le ragazze vanno a vendere la tela che hanno tessuto nell'inverno. L'acquaiolo per l'ultima volta porta le damigiane piene d'acqua e pensa ai suoi affari che vanno sfumando proprio a causa del nuovo acquedotto. Sul carro si lavano le bottiglie per il vino che sarà imbottigliato alla prossima luna nuova. La sposa finisce il vino, l'acqua nel lavandino arriva ancora dal pozzo tramite una pompa manuale e nell'aria si fa la scia. Paesani vanno al lavoro portando oggetti per il trasporto dell'acqua, secchielli, bottiglie, spiccano il carretto del giardiniere del castello con il secchio di legno pieno d'acqua per bagnare i vasi della rimanina. Sul carro i contadini svolgono le attività primaverili, si pianta la vigna nuova e si semina il grano turco. E nell'inverno è stato rifatto il tetto del casotto, utilizzando vecchie lamiere che verranno ricoperte dal corpo. Il tetto, oltre a fornire riparo dai temporali improvvisi, serve per la raccolta dell'acqua che viene incanalata dal pozzo e verrà usata durante la prossima estate per la preparazione del verano e per innaffiare l'orto.